Queste sono le terre del mito di Demetra. Infatti questa cerealicoltura che vediamo alle nostre spalle ci collega proprio con tutto il territorio del mito. Noi facciamo parte del Geopark ed è un alternarsi tra cerealicoltura, geologia e mitologia. L'entroterra siciliano è proprio una zona da aridocoltura e la coltura che si adatta di più è il cereale, ma soprattutto il grano duro. Ma la Sicilia non ha solo grani duri, ha pure dei grani teneri antichi, cioè proprio perché la Sicilia ha il 50% della biodiversità nazionale e probabilmente perché la Sicilia è al centro del Mediterraneo, quindi è stato sempre una zona di scambio. Qua in questo campo c'è sia grano duro che grano tenero. Il grano duro, però varietà antiche, il grano duro è stato importante perché nella nostra tradizione italiana è stato sempre usato per fare la pasta e invece il grano tenero per fare i dolci. Allora noi abbiamo la tradizione di fare il pane con i grani duri e abbiamo una DOP della Pagnotte di Taino, quindi questo ci sta a sottolineare come il pane si faceva con la semola. Questa è una varietà che si chiama Russello, questo è il BD, là c'è il Russello, ma abbiamo pure la francesa, abbiamo tante varietà, il Trentino non perché viene da Trento, ma perché nella spiga ci sono 30 chicchi, quindi abbiamo tante varietà e la necessità di avere tante varietà è perché il nostro territorio siciliano e anche il nostro territorio ennese è molto vario. Abbiamo la montagna, la collina, le pianure, le spiagge, quindi a diverse altezze c'è stata sempre la necessità di avere varietà che si adattano al clima. L'agricoltore ha sempre fatto l'ammannato e l'epurazione, due tecniche antiche che 10.000 anni fa i nostri progenitori hanno messo a punto per poter selezionare in modo naturale i grani che ci hanno tramandato. Cosa vuol dire ammannato? Ammannato vuol dire che in un campo, in una parcellina di questa, ma anche in pieno campo, si scelgono le spighe migliori per poterle seminare l'anno successivo. Questa è Cerere stellata ed è la spiga di grano da cui nasce il nostro grano duro. 10.000 anni fa gli agricoltori quindi hanno raccolto quello che c'era spontaneo e lo hanno selezionato. Grazie alle tecniche agricole dell'ammannato e dell'epurazione ci hanno regalato tutta questa bellissima biodiversità.